Aule torride per gli studenti veneti che affrontano quest'anno la maturità, web troppo sollecito nel fornire tracce e soluzioni delle prove d'esame nei vari istituti. Fra qualche polemica si è svolta oggi la seconda prova scritta della maturità, che tuttavia pare essere stata giudicata abbordabile dai ragazzi del classico e dello scientifico. Diciamo che la prima parte era anche fattibile, poi però cominciavano a esserci Dei punti controversi. un po' controversi, però ragionandoci su magari si riusciva a fare. Mi è sembrata abbastanza abbordabile come versione, non era troppo complicata. Quintiliano lo avevi mai tradotto? Sì, l'avevo tradotto, però diciamo che avevamo puntato di più su Tacito oppure un Seneca, invece ci hanno colto un po' di sorpresa. Alle 9:12 era già disponibile la versione tradotta sul sito scuola.net. Io non mi pronuncio finché non vedo i risultati. Scaramantico. Esatto. Anche gli studenti dello scientifico temevano una prova più difficile. Per loro problemi con funzioni e un questionario che spaziava dalla matematica alla geometria. Il primo problema era una funzione integrale e c'erano vari grafici da fare e trasformare il grafico dell'integrale in derivata e viceversa. Erano abbastanza difficili apparentemente, poi però sono diventati, cioè si svolgevano tranquillamente. Due problemi, tu quale hai scelto? Primo, Al liceo linguistico l'esame ha riguardato la lingua straniera, al pedagogico pedagogia, all'artistico disegno geometrico, prospettiva, architettura. Per gli istituti tecnici e professionali sono state scelte materie che caratterizzassero i diversi indirizzi di studio.